Gli approcci plurali che danno il nome al CARAP sono 4, in particolare l'intercomprensione, non mi soffermo su questo, la dottoressa Meregale ha detto perfettamente quello che ci interessa mettere in evidenza, vale a dire il lavoro su lingue che sono unite da parentela linguistica. Ci sono molti gruppi di lavoro anche in Italia su questo, parlavamo con la dottoressa Menegale, c'è per esempio un gruppo di lavoro, e anche con il professor Feruglio, un gruppo di lavoro al Centro Linguistico di Ateneo di Roma 3 e di progetti anche molto interessanti come quello per i materiali elaborati soprattutto per i ragazzi, per i bambini delle elementari, per il primo ciclo della secondaria. Un altro esempio invece un pochino estremo è quello della consapevolezza dei fenomeni linguistici. Questo è un altro approccio plurale, di solito viene conosciuto con il termine francese, l'éveil de langue, language awareness, la consapevolezza linguistica. Si tratta, e qui vorrei richiamare la vostra attenzione, si tratta di mettere davvero in gioco lingue anche che non sono nel curriculum scolastico. Qui davvero scatta la possibilità per lingue diverse, non contemplate nel curriculum scolastico, anche le lingue dei parlanti non italofoni nella nostra realtà, di avere una dignità, di avere finalmente le pari opportunità. Poi c'è la didattica integrata delle lingue, il CLIL è un aspetto della didattica integrata delle lingue, ma anche l'apprendimento, per esempio, di una lingua successiva, cioè di una lingua che come il tedesco viene in Italia imparata come seconda, terza o quarta lingua straniera, quindi una didattica integrata che possa appoggiarsi sulla lingua 1 o lingua di scolarizzazione, se la lingua materna è diversa dalla lingua di scolarizzazione, sulla prima lingua straniera in primis. Se ci sono altre lingue straniere ben vengano, quindi se c'è già un plurilinguismo in atto. E questa didattica integrata delle lingue non può che basarsi sulla esplicitazione di processi che si svolgono nella mente dell'apprendente, processi di costruzione del sapere. Sull'approccio interculturale, quello è quello che a noi tutti docenti è più conosciuto. Quindi non mi soffermo sulla intercomprensione, ciascuno parla e scrive la sua lingua e comprende quella degli altri, è competenza plurilingue che si raggiunge per gradi, è conosciuta soprattutto per quanto riguarda le abilità di lettura, di comprensione dello scritto, anche se si sono avviati progetti di intercomprensione anche per quanto riguarda la dimensione dell'orale. Un grosso progetto europeo è Eurocom, che è coordinato dal professor Franz Josef Meissner, che insieme a Michel Candelier è stato uno dei primi estensori del CARAP. Consapevolezza dei fenomeni linguistici, un esempio, ecco, presentare agli studenti un brano in una lingua che non fa parte del curriculum, che non è conosciuta, che si invita a decodificare appoggiandosi sulle risorse, sulle competenze già esistenti in più lingue. Questo viene chiamato l'approccio plurale estremo. Nel quadro, nel piano di formazione nazionale degli insegnanti di italiano e di lingue moderne e di lingue classiche, che una volta si chiamava Poiseidon, adesso si chiama Educazione linguistica e letteraria in ottica plurilingue, ho fatto un esempio, per esempio, tratto dal libro molto interessante di Henriette Walter, L'avventura delle lingue in Europa, un esempio di decodifica di una breve notizia di cronaca in danese che si invita, per il quale
si cerca, no, di stimolare le attività di decodifica partendo proprio dalle lingue già conosciute. Per quanto riguarda la didattica integrata delle lingue è importantissimo mettere in evidenza quello che è già stato messo in evidenza per quanto riguarda i contenuti disciplinari dalla dottoressa Menegale. La ricaduta nel senso della solidità, della consapevolezza linguistica, della ricchezza sulle lingue già conosciute e sulla lingua madre è trovata proprio perché soltanto poi dal lavoro continuo consapevole su più lingue si raggiunge davvero una ricchezza sempre più ampia di riflessioni. Sull'approccio interculturale non mi soffermo, sulla banca dati vi dico semplicemente che si tratta di uno strumento che è accessibile, ci sono anche esempi di CNIL, ci sono esempi di sensibilizzazione, ci sono anche esempi, bisognerebbe vedere se c'è già scaricato qualche esempio con il friulano, non ne sono convinta, però io rivolgo qui ufficialmente l'invito a se ci sono materiali che sono